Allora, Assessore, se la sente di dare delle garanzie al pubblico che ci segue e che ha apprezzato questa iniziativa e la sua collaborazione, ovviamente, circa la possibilità di avere nelle prossime edizioni, sperando che si possano realizzare, la partecipazione diretta del Comune? Sì, io è facile dire un sì, no? Questa è una domanda, naturalmente risponde sì. Io devo essere, però, ho il dovere di essere sincero. Io sono in scadenza di mandato. Noi finiremo presumibilmente con maggio dell'anno prossimo, poi se i cittadini sceglieranno di votarci, saremo pronti a prenderci le responsabilità che ci siamo presi in un periodo assolutamente difficile. E se questo dovesse capitare, naturalmente c'è la volontà. Bisogna che naturalmente partiamo prima, che anticipiamo, ma abbiamo la problematica, come sempre, dei vincoli di bilancio che ci costringono a cominciare a programmare quando ormai è ora di finire di fare le cose. Questo è un problema che bisognerebbe risolvere a livello un po' più alto. Io posso nei primi mesi dell'anno comunque impegnarmi già di massima perché questa cosa si ripeta, sperando che il mio successore abbia la voglia di proseguire in questo percorso, chiunque esso sia. Potrei essere io, anzi, Certo. io lo farei volentieri. Noi ci lavoriamo. Allora, la festa ha dimostrato che per promuovere cultura musicale ad alti livelli, rivolgendosi a tutti, quindi non a un pubblico particolare, nello stesso momento, quindi bisogna conoscere, amare, praticare la musica, la buona musica. Pensa che la proposta del maestro Madonia di 5 concerti diversi, uno per ogni sera, di quest'anno sia stata adeguata alle aspettative? Assolutamente sì. Beh, almeno, quantomeno vedendo i nomi, insomma, io, a parte Benito, che è anche un amico per cui non esprimo giudizi, non farei fatica a dire che è un grandissimo musicista. Tra l'altro io apprezzo in particolare uno dei suoi percorsi, quello dello swing italiano, e gli ho già detto che su quello mi impegnerei, lo dico anche davanti alla telecamera, così ne resta un ricordo. E la scelta di Ponchiroli, di un blues colto, del jazz, è una scelta assolutamente che ci fa capire qual è il livello di musica, qual è il livello di aggregazione che si vuole creare. La si vuole creare sul confronto, sulla discussione, sulla cultura, sull'arte vera. Per cui questo è un merito ulteriore. Aver scelto un programma non facile, non volutamente ruffiano, ma qualcosa anche per far comprendere alla gente qual è il percorso, dove bisognerebbe andare. Certo. Allora, appuntamento l'anno prossimo? Certo, io dico che l'anno prossimo è lunga, ma secondo me si può fare anche qualcosa prima. Ok, grazie. Prego, prego.